Il Presidente del Consiglio Mario Monti si appresta a nominare i sottosegretari di governo. Domani la squadra, verosimilmente, sarà presentata anche alla stampa. La Sicilia, che nel nuovo esecutivo nazionale non ha ministri, spera di rimediare con la spartizione dei sottosegretari. Dovrebbero essere uomini di partito e in un governo sulla carta nordista appare logico che qualche siciliano si accasi tra le seconde linee. Ecco i papabili siculi del Toto Sottosegretari. In casa centro-sinistra dovrebbe partire per Roma Luigi Cocilovo, sindacalista della Città di Lungo Corso, già eurodeputato vicino a Sergio D'Antoni, quindi del Partito Democratico. Tecnico puro invece è il palermitano Alessandro Paino, già ai vertici degli uffici di Palazzo Chigi nell'era di Romano Prodi. Molto stimato a Roma, potrebbe accasarsi nell'esecutivo tecnocratico del professore Bocconiano. Mentre per il centrodestra, secondo indiscrezioni, uno dei nomi in lista è quello del rettore dell'Ateneo di Palermo, Roberto Lagalla, che però resta tra i favoriti per la candidatura a sindaco di Palermo. Ma un secondo nome del centrodestra che circola in queste ore è quello di Adelfio Elio Cardinale, a lungo preside della Facoltà di Medicina di Palermo. Cardinale è vicinissimo a Renato Schifani, sua moglie Anna Maria Palma e capo di gabinetto del Presidente del Senato, big del PDL di Silvio Berlusconi. Altro nome più che gradito a Schifani, sebbene non siciliano, che entrerà quasi certamente nel governo, è quello di Antonio Malaschini, fino a febbraio scorso segretario generale di Palazzo Madama. Sulla nomina dei sottosegretari si è espresso anche il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano, che ha definito l'operazione di Mario Monti secondaria e appannaggio di Palazzo Chigi e non dei partiti.